Buongiorno a tutti e bentornati in Cumelgo per la trasmissione Entra la nostra dente, in cui mecetti a Custrisogn, che è una frazione di Sastefi, ospiti della regola di Custrisogn, in particolare dal caporegola Valerio De Bettin. Buondì. Buondì a Duce che ne vede, ne sente. Grazie intanto all'ospitalità. E Sciton all'interno del Museo Reggianini, che è un museo di arte, di pittura surrealista, che è rappresentativa della realtà dal paese di Custrisogn, dal suo passato e anche dal presente. Chi lo per esempio sono da usare un quadro raffigurativo della regola, l'istituto regoliero. Esatto, allora la regola è un'antica istituzione e in occasione della prima edizione del meeting delle regole del Blum che si è tenuta l'anno passato in Costa Lisoio, il maestro Reggianini ha voluto donare e raffigurare determinati simboli di cardini della regola su un quadro che è all'interno di questa sala. E sullo stesso quadro un alfago che è l'icona della regola, è il cardine su cui si fonda questa antica istituzione e significa fameia, significa futuro, speranza, continuità. All'interno dello stesso quadro raffigurò i boschi, i pascoli, che fa parte dell'antico patrimonio della regola e grazie a questi pascoli e ai boschi la regola è in grado da fare un proprio bilancio e quindi portare in avanti le proprie iniziative. All'interno dello stesso quadro, altro elemento fondamentale è la scritta faula. Faula ha un significato, è un termine longobardo, utilizzato anche da alcune regole locali, limitrofe alla nostra, che significa assemblea. Assemblea è l'organo sovrano che ha il compito da decidere in democrazia, nella forma democratica più significativa, determinate scelte che dopo dovrà essere concretizzate dall'amministrazione. Ecco, questo è il succo del contenuto del quadro che sto donò alla regola in occasione del meeting. Ecco, tra i compiti istituzionali, come dirò, è la tutela e la salvaguardia del patrimonio agro-silvopastorale e giustamente soddisfa i diritti dei regolieri, che ad oggi il più ambito è il diritto al rifabbrico, al fabbisogno. Negli anni precedenti invece avevano anche altri ambiti diritti, quali il diritto al pascolo, il diritto al colnell, quindi l'assegnazione degli scarti di lavorazione dopo aver venduto il piante, normalmente le ramaglie eccetera, ne destinate ai locali e ai regolieri per poter fare il fuoco e quindi sovarsi d'inverno. E per statuto è di anche il principio della valorizzazione, la salvaguardia appunto della tutela del patrimonio agro-silvopastorale e giustamente anche fa in modo che il patrimonio venga mantenuto col tempo e ad oggi insomma e venga anche incrementato, questo grazie ai proventi che deriva normalmente dalla vendita del bosco, del legname, insomma delle piante. Patrimonio però significa bosco, però significa anche patrimonio come paesaggistico, culturale, quindi chi l'ho un Barbara De Mario che è vicepresidente di quale ente? Ecco, allora dirò che oltre ai compiti istituzionali ho anche dei compiti statutari e il nostro statuto, pur essendo di vecchia data, circa 30 anni, quindi necessiterà sicuramente da essere rivisto, prevede dalla possibilità all'amministrazione, che è un organo all'interno della struttura regoliera, da poter promuove e fa tutte quelle deliberazioni necessarie per sostenere il nostro paese dal punto di vista culturale, promozionale, sportivo, eccetera.
ecco che qualche anno fa tu in PES sto comitato che la nostra Barbara è vicepresidente e che ha come compito quello di promuovere il nostro paese con una serie di iniziative che state fatte e che rientrea nel famoso pacchetto Costa del Sole. E allora approfitti della presenza fisica di Barbara De Mario, grazie Barbara e buondì anche a te. Brevemente illustrò come le strutture da nische anni hanno deciso di promuovere appunto la frazione di questi segni e da portare avanti nische iniziative che vengono riproposte ogni anno, da fare una roba continuativa. Questi segni pare una frazione piccola e abbastanza vivace e piena di spunte, che anche per il turista che decide di andare a passare la giornata ne ha da roba da vedere e da fare. Sai che esisti delle aree verdi che tu cedi dal Papa Giovanni Paolo II in occasione di una delle sue visite? Sì, effettivamente esiste queste aree verdi, picnic, con delle targhette in memoria delle parole che state pronunciate nell'Angelus del Papa con la sua nuda in Comelgo. Approfitto per conoscere meglio le attività del Comitato di Promozione Turistica, che è fatto, che è in previsione da fare. Sì, noi come comitato farconda valorizzare ogni anno un evento che sia importante per la vita del paese. Ho fatto l'inaugurazione di un quadro che rappresenta il centenario del raid Parigi-Pechino, che al principe Scipione Borghese sarà allenò in Val Visdende. È stata anche in previsione altrettante novità che però dopo vi proporrei pignante per non giavare la curiosità da scoprirli a loro. Questi segni dopo è tante robe anche da vedere per un turista che arriva e passa la giornata intera. Dal punto di vista artistico ormai il Museo Reggianini è un'icona del paese e attira tante turiste esterne. Dopo delle pitture flagedia che è di stile neoclassico fatte dal gran pittore Zanzotto e ho una statua dal Monumento dei Caduti che è fatta dall'artista Murer. E dopo ho anche tante altre piccolezze che però bisogna essere in paese per poter vedere. Anche in questo momento c'è l'area picnic, una delle tante delle 3 aree che state fatte in collaborazione con la Regola, sempre, che è un anfiteatro stupendo su tutto il Comelgo, perché te vede Comelgo Sora, te vede Danta, te vede la parte che va verso Cosliscegn. Per cui al consiglio che io vedevo è che sempre da lì chi lo accetta sia guide naturalistiche, guide museali che vi porta a conoscere ogni angolo del paese. Le curiosità è tante. Ma infatti sta trasmissione, secondo me, il bello di questa trasmissione è che da fai conosci i paesi anche all'interno della provincia di Blum, perché è giusto che da noi i turisti, ma che la gente insomma del territorio conosca anche altre realtà diverse dalla propria, certo. E che sia stimolati a girare. Certo. Giusto? Sì, sicuramente, perché è un'attrazione che va sia per gli spunti religiosi che culturali e artistici, o anche affreschi di Vico Calabrò, dei murales che ha fatto al crocifisso dei Regoliere. Dopo ha fatto anche un quadro dedicato alla storia dei Punfe, perché gli abitanti di Cosliscegn chiamano Punfe. E anche le spoglie di Don Angelo Arnoldo che custodite al cimitero di Cosliscegn, era un cappellano militare che ha raccolto i morti della guerra 15-18 su Duci Monte dal Comelgo. Per cui vuoi dire, le robe da vedere, da conoscere e tante curiose. E sto fatto anche un parco giochi all'entrata del paese, giusto per favorire anche l'accoglienza di chi che viene da fuori. Dopo c'è sulla panoramica dal Comelgo, per cui chi quereva va a fare le visite, dopo può anche concludere la sua giornata con un pranzo al ristorante che è in fondo al paese. Insomma, è un paese che è veramente accogliente, curato, che merita insomma da essi visiteo. Allora, grazie Barbara dell'ospitalità. Grazie a voi vi aspetto duce a Cosliscegn. E a presto. A presto. Sani a duci.